Brusca contrazione del PIL in Veneto nel 2020, dopo l'emergenza sanitaria vediamo quali sono le previsioni dei principali indicatori che non fanno per nulla sorridere. Nell'attuale scenario di incertezza dominato dall'emergenza sanitaria, le previsioni per il prodotto interno lordo veneto disegnano una brusca contrazione nel 2020, meno 7,1%, leggermente più intensa rispetto a quanto previsto a livello medio nazionale, meno 6,5%. Lo si evince dai dati raccolti da Veneto Lavoro, divulgati oggi da Appindustria Venezia e Confapi Treviso. Lo studio analizza lo scenario congiunturale per le 7 province. Per i consumi delle famiglie, dopo la timida dinamica del 2019, si stima una diminuzione pari al meno 5,3% e per gli investimenti addirittura del meno 13,1%. Il PIL pro capite in Veneto a fine 2020 perderà in valore oltre 2.000 euro per abitante. Le imprese venete attive a inizio 2020 sono oltre 430.000 e rappresentano l'8,4% del tessuto imprenditoriale nazionale. A marzo 2020 Istat stima che la produzione industriale per il manifatturiero diminuisca complessivamente del 31,2% rispetto a marzo dello scorso anno, la maggiore diminuzione della serie storica disponibile che parte dal 1990, superando i valori registrati nel corso della crisi del 2008-2009. Tutti i principali settori di attività economica registrano variazioni negative rispetto a marzo del 2019. Le più rilevanti sono quelle della fabbricazione di mezzi di trasporto, delle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori, della fabbricazione di macchinari e della metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo, mentre il calo minore si registra nelle industrie alimentari, bevande e tabacco. Le attività produttive che rimarrebbero aperte sarebbero circa il 41% del totale e coinvolgerebbero circa il 45% dei lavoratori. L'8,6% delle unità locali venete impiegano il 3,4% degli addetti e produrrebbero circa il 3% del valore aggiunto privato. In sofferenza anche il turismo, che segna una ripresa delle prenotazioni, e il mercato occupazionale, che dal 23 febbraio al 6 maggio ha assistito a una perdita di posizioni di lavoro dipendente rispetto a quanto osservato nel corrispondente periodo del 2019, attorno alle 55.000 unità, quasi 6.000 posizioni a settimana, un valore prossimo al 3% dell'occupazione dipendente in regione.